No ragazzi, abbiamo un problema, cioè prima eravate amici e adesso siete nemici acerrimi, concorrenti agguerritissimi. Basta, cioè lo spirito deve essere quello di fare tutte cose insieme. Tu oggi dove ci porti? Io vi dico solo Battiati, tutta ristrutturata con giardino e garage. Guarda, io vi dico soltanto un appartamento alla Scogliera di Catania, doppio, divisibile e con 2 garage. Hai capito? Bene, io oggi vi porto sulla Luna. Dai, esagerato, dai, non è sulla Luna. Ok, in via Luna, a Motta Sant'Anastasia. Hai capito? Anche oggi ne vedremo delle belle, si sono agguerriti, ma le proposte sono sempre molto interessanti. E allora tra un po' il nostro ospite e parleremo di musica, di rock comico, parleremo di tante cose molto divertenti e il nostro ospite dovrà scegliere tra le 3 proposte. E voi ovviamente, seguiteci perché la puntata di oggi di Casa Mia, la scelta perfetta, sta per cominciare. Bentornati a Casa Mia, io sono Ruggero Sardo e sapete che ogni volta sono felicissimo di riaccogliervi tra queste mura domestiche, che tanto domestiche in realtà non sono, ma sono l'occasione giusta per conoscere tanti amici, tante persone, tanti personaggi e soprattutto per aprire la gara tra i nostri super agenti di Diamante Casa. E oggi parliamo di musica e non solo, parliamo di rock e non solo, parliamo di legge e non solo, insomma parliamo di una marea di cose con Francesco Turrisi. Ciao Francesco. Ciao, come stai? Benvenuti, grazie a tutti e grazie per l'invito. Sono molto una contento. Gioia per noi. È bellissimo essere qua, uno studio stupendo. È casa mia. Infatti io penso che mi sto trasferendo, guarda, perché... Vai, uno spazio per te c'è sempre. Senti, Francesco o François? No, Francesco per carità. Sì, no. Il nostro Francesco, avvocato nella vita, musicista per vocazione o musicista nella vita e avvocato per vocazione? Nella vita avvocato e musicista, ambedue il binomio lo gradiamo assolutamente. Senti, io al mio avvocato penalista preferisco il batterista. Sì, quelli sono vecchi pezzi che ormai non posso fare più, ecco perché... Assolutamente. Però raccontano una storia bellissima, che è la storia della tua vita, Francesco. Sì, assolutamente, guarda, la musica che mi accompagna da sempre e poi dopo c'è stata questa novità, perché l'ultima cosa che io pensavo nella mia vita è quella che avrei fatto l'avvocato, assolutamente non era prevista, perché prima di arrivarci ho fatto tantissime altre cose, ho fatto un sacco di altri lavori, di esperienze e così via, e poi ho ripreso l'università, l'ho completata e adesso chiuso un cerchio, si può ho chiuso dire. un cerchio, sì, però prima ho fatto tante cose e mi hanno dato un'esperienza secondo me molto importante. Bello, io lo dico perché ovviamente qui nella città di Catania e tra le varie figure leggendarie c'è quella di François Coccinelle, avete scritto pagine bellissime della musica, del rock comico, lo definivate così? Sì, sulla musica leggendaria insomma non mi allargherei così tanto. Ho detto figure leggendarie, ecco, no, musica, che brutte figure leggendarie, ecco, allora ci stiamo dentro. Sì, musica anche comica, nel senso più che comica è uno spettacolo, è uno show, è qualcosa che non è preordinato, si va, niente, è qualcosa di ancestrale, delle emozioni che racconta le radici, che vengono colte dal pubblico, insomma queste emozioni curiose, quindi salto io da una parte all'altra ancora nonostante la mia veneranda età e penso ancora ragazzino. per poco. Sono un ragazzino. Senti, certo. Tu sai, noi in questa trasmissione parliamo di casa, cerchiamo di raccontare i nostri ospiti attraverso il loro rapporto con le case. Com'è casa tua? Casa di oggi? Che casa è? Una casa pratica, è una casa comoda, una casa grande? È una casa piccola, la chiamo la roulotte, ma ci sto da solo e ci sto benissimo. E quindi è sufficiente? È assolutamente sufficiente, ogni tanto vengono i miei figli che insomma ovviamente ne fanno parte integrante, però è una casa a misura mia personale, ci sto benissimo. Senti, hai cambiato molte case nella tua vita? Sì, perché ho vissuto a Milano negli anni, ho fatto l'ufficiale dell'esercito per altri anni e quindi in altri posti, a Palermo, quindi di case ne ho cambiate diverse. E questi cambiamenti erano degli stimoli oppure erano un po' traumatici ogni volta? Mai trauma, sempre bellissimo, il cambiare a me piace tantissimo
il ricrearmi, anche perché poi ci sono le stagioni dell'età, no? E quindi Quindi il cambiamento rigenera in quel caso. assolutamente, per me è sempre positivo, assolutamente, sempre. Senti, oggi a casa tua cosa non deve assolutamente mancare? Ma guarda, a casa mia in questo momento c'è tutto quello di cui ho bisogno. Non so che cosa non debba. Io ultimamente ho creato, anzi, ho messo delle novità, ho cambiato di mobili, ho cambiato delle cose, quindi il rinnovarsi, ecco, secondo me che Quindi ci sia una casa sempre che si qualcosa di nuovo. rinnova e che comunque Sì, che diventi cammina stimolo. cammina insieme a te. È Bello, una casa bellissimo, che sì. cresce con te. Parliamo di casa tua, perché tu hai detto bene, ti abbiamo chiesto Sì, di siamo mandarci stati- delle ho scoperto foto. che Hai scoperto siete- dopo? ho scoperto Si dopo, sono ovviamente. introdotti, si sono intrufolati. Sentivo dei rumori. E proprio. allora vediamo le fotografie che ci ha portato oggi Francesco per raccontarci un po' casa sua. Vediamo la prima, eccola qui. Allora, qui Questo è vediamo un sì. soggiorno. Questo è un soggiorno, sì, con le sedie nuove che ho comprato. Sì. Vabbè, dico, ha dei ricordi anche questo scorcio. Mi nel colpiscono senso, ovviamente quegli sci messi di quegli su. sci di mia madre degli anni Bellissimi. 50 di legno meravigliosi che ho rivitalizzato, e poi un quadro che mi accompagna e mi regalò un mio amico quando abitava a Milano, che ha un ricordo per me importante, che ho rimesso da poco, ho ritrovato, ho rimesso con una dedica speciale, quindi Quindi un pezzo di vita, un pezzo sì, di sì, storia della tua assolutamente, vita. che mi accompagna. Cioè, a Milano quel quadro ti riportava a casa, era un modo per sentirti Sì, vicino a no, ma casa. io quando stavo a Milano me lo feci a Milano, poi me lo riportai sotto braccio a Catania, poi l'avevo perso di vista, E l'ho improvvisamente ritrovato l'hai ritrovato. e camminano assieme sedie nuove e quadro, li ho messi assieme. Quindi tradizione e innovazione, come dicono quelli bravi. Assolutamente, Senti, sì. qui ovviamente c'è il relax perché c'è il divano, immagino ci sia una TV piuttosto che qualcosa che ti faccia ascoltare la musica, e c'è la tavola da pranzo dove si invitano Certo, anche che è tanti allungabile, amici. si può È una allungare. casa aperta, si invitano gli Assolutamente amici. sì, invita Gino amici. Astorina viene spesso a mangiare a casa tua? Viene lui e anche tanti altri amici, a me piace cucinare, quindi molti li sottopongo come cavie. Ah, ecco, sei anche bravo a cucinare. No, non sono bravo, mi Ti piace cucinare, Ah, è vabbè, diverso. ok. No, chiariamo. Non sei bravo, allora non mi invito. No, tu ti faccio da cavia, ora poi ti preparo qualche cosa strana, poi stranamente non ritornano più quando Ah, ecco. c'è sta Allora cosa. penso di essere impegnato. Il giorno che tu mi C'è inviti, sta cosa. credo che sarò impegnato. Altra fotografia, vediamo un po'. Eccola qui. Allora, questa è una fotografia divisa in due, perché vediamo una foto e poi il dettaglio. E poi vediamo un dettaglio, sì, Libreria, ecco. un dettaglio dove vedo che sono elmetti. Allora, quelli sono elmetti della seconda guerra Sì. mondiale, la mia grande passione. Io sono un appassionato di storia in generale, ma proprio da sempre ho un'attenzione speciale per la seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale. Perché? Perché i miei parenti ne fecero parte, poi è qualcosa insomma che ci riguarda direttamente a noi Una di una pagina certa età, importante della nel storia senso italiana. i nostri genitori hanno vissuto quelle disperazioni anche se erano ancora bambini, i nostri nonni ne hanno fatto parte integra, quindi è una cosa che ci appartiene direttamente, appartiene alla nostra vita, e possiamo vedere l'elmetto tedesco, quello italiano di un mio zio e quello inglese di un altro parente acquisito che venne poi in Italia Caspita, nel 1943. bellissimi questi qui. E poi gli stivali, Sotto come c'è- vedi, gli stivali sono i famosi stivali chiodati di mio nonno, il capitano Turrisi, che era in Grecia, poi dopo fatto nel 1943 prigioniero dei tedeschi, portato nel vagone piombato a Norimberga, poi riuscì a rientrare in Italia e a fare parte della Resistenza, quindi c'ha tutta una sua storia molto Che interessante. bello, racconto questo qui importante, molto bello. E nel resto della libreria capiamo che sei uno che legge. Sì, sono uno che legge assolutamente. Intanto vediamo un cannocchiale del 1700 che ancora vero, lì c'è funziona. un cannocchiale. Ogni tanto mi affaccio alla finestra e guardo proprio tipo capitano Hornblower. Voyeur. Ok, guardi. Guardo le navi perché si vede il mare. Ecco, allora vicine Va che bene. abitate in zona casa mia, tranquillo. non vi conosco, non vi No, poi chissà che sembra, no? Poi col binocolo si vede, che fa? Che Anche devo perché fare? non è sai poco visibile, si vedrebbe. Tanto ormai se vuoi vedere la vicina te ne vai sui social, insomma la vedi più non facile. si in dicono generale. queste cose, vabbè. Come non si dicono? Però, È un non dato si di va fatto. sui social, vabbè. Vado coi bello. cannocchiali, va bene. Ecco, Io e quindi saluto sempre le comunque, telecamere. comunque libri, passione per la lettura, passione per la musica, per l'arte in genere. Comunque Per tu sei l'arte in artista, genere, vero? nella foto in piccolo sì, si vedono insomma la musica, sono dei piccoli. Senti, come colpi riesci
a all'interno. conciliare una professione seria come quella di avvocato, che peraltro tu eserciti bene, con grande attenzione, con grande puntiglio, con l'altro aspetto tuo, quello artistico, che ti vede invece sui palcoscenici sfrenato, incontrollabile, ballante. Quello è quello che ti ho detto. Il lavoro di giorno, come lo chiamo, mi dà il ritmo, mi dà un ritmo, e poi quel ritmo mi dà la possibilità di potermi liberare per come sono io, perché abbiamo questo sacro fuoco, Ruggero, tu lo sai. Che bello. Abbiamo una cosa che ci guida, che vero, non viene è mai vero. meno. E la serietà fa parte di tutti noi, poi la serietà io la metto anche nella musica, assolutamente. Io sono molto attento a tutto quello che succede, disciplinato senza dubbio. Che Anche bello. se non sembra, ma anche quando suono, quando salto, io sono attento a tutto quello che succede, soltanto però non so quello che sto per dire o sto per fare. Poi spesso mi guardi i video e faccio ma che com'è possibile? Te le Però metti va un bene, po'. però va bene. Ragazzi, è fantastico Francesco Turrisi, il nostro Non credete. François è fantastico. E allora noi ci fermiamo soltanto per poco, perché adesso comincia la gara e quindi ti faremo 3 proposte diverse, 3 case diverse, grazie a Orazio, a Carmelo e ad Alessandro, e poi il nostro architetto Giusy Tomaselli su Come ciascuna no, di queste bravissimo. case ti proporrà anche un rendering, quindi un'idea di miglioramento. Mi piace. Tutto questo accade tra poco, diventerai anche giudice, quindi avvocato, musicista e giudice a casa mia, la scelta perfetta. Tra Sì, pochissimo. non mi muovo da questa sedia, sto perfettamente. Ci dobbiamo spostare, dobbiamo andare dall'altra parte. Però me la posso portare Te la questa puoi sedia, portare, te la porti a grazie, casa grazie, con ma le la sedie mia, nuove, mia. così c'è anche la no, le poltrona sedie nuove nuova. ancora 2 o 3 mesi devono resistere. 2 o 3 mesi. Me la tieni da parte. Avete capito che è una puntata complicata per me. Grazie, complicatissima. Restate con me, Ancora. casa mia, la scelta perfetta. Eccoci qui al nostro tavolo tecnico, bentornato architetto Giusy Tomaselli. Grazie, ciao Ruggero. Francesco, in questa trasmissione, avvocato, si dice tutta la verità, nient'altro che la verità. Sono abituato. Dica, sono lo abituato. giuro. Sono abituato, la diamo per fatta. Hai capito oggi che ospite Assolutamente, abbiamo? oggi abbiamo Incontrollabile. assolutamente davanti una doppia personalità, secondo me. Un po' bipolare. Che sembrerebbero che opposte. Ecco. Però abbiamo di fronte la figura dell'avvocato, quindi con una personalità un po' più rigida, più rigorosa, più tecnica, e quella invece opposta, che è quella dell'artista, quindi Trabordante, istintiva, assolutamente anche emotiva e creativa, perché no? Quindi io direi che la sua è una casa, la casa ideale è Ha le sedie quella- nuove, ci tenevo. esatto. Non so se l'ho detto. se Mi ha detto questa cosa. Bellissime. La casa ideale è quella, secondo me, a ritmo di musica, con diversi, diciamo, dalle tonalità diverse. La casa a ritmo di musica è una cosa Assolutamente. bella questa. Magari che Interessante. cambia, perché lui diceva infatti che ama cambiare, o comunque non essere mai rinnovare. statico, rinnovare. Quindi alla lettera si sposa questa tua, diciamo, interpretazione anche della casa, ti Prendo rappresenta. questo consiglio, architetto. Ti rappresenta Grazie, mi fa assolutamente. piacere. Va bene, pronti ad Vediamo che aprire facciamo. la gara. Saranno a ritmo di musica le proposte dei nostri 3 superagenti? Sono convinto di sì. La prima è quella di Alessandro, è la proposta verde, e oggi andiamo sulla Luna, no, andiamo in via Luna, a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. Amici di casa mia, buongiorno, grazie per la linea. Io volevo iniziare esattamente da qui per mostrarvi in anteprima lo spettacolo di panorama che c'è alle mie spalle, una magnifica vista Etna. Purtroppo le nuvole non ce lo consentono, quindi adesso andiamoci a vedere l'interno e vediamo se nel corso della visita magari qualche nuvola si possa anche fare da parte. Seguitemi. La casa ha una pianta dalla forma veramente molto regolare. Un unico corridoio disimpegna il salone a sinistra, la cucina a destra, e volendo potrebbero anche essere unificati, potendo usufruire anche di questa parte di disimpegno che altrimenti rimarrebbe inutilizzata. E proseguendo in fondo al corridoio troviamo la zona notte, con 2 camere da letto matrimoniali separate tra di loro da un camerino finestrato, e il bagno. E se fino ad ora il panorama non vi ha ancora convinto che questa casa è la scelta perfetta, vediamo se avete ancora dei dubbi dopo avervi mostrato questi 40 metri di terrazza a livello.
Allora, noi proponiamo solamente case collaudate, sappiatelo. Io sono alto 1,90 m, la vasca mi contiene. Ora mi devo alzare però. Amici di casa mia, e con il collaudo della vasca da bagno idromassaggio terminiamo la nostra visita per oggi. Vi ho portati all'ingresso di Motta Sant'Anastasia a scoprire questo bellissimo appartamento di 4 vani da quasi 100 metri quadrati, posto al terzo ed ultimo piano. Panoramico, vista Etna, terrazza a livello, salone doppio, 2 camere da letto, bagno con vasca idromassaggio, camerino finestrato. E se tutto questo non vi ha ancora convinti che questa casa è la scelta perfetta, vediamo se avrete ancora dei dubbi se vi dico che la richiesta è di 99.000 euro. E con questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie Alessandro, ormai incontrollabile anche tu. Oh, una bella casa, siamo a Motta bella, Sant'Anastasia. luminosa, Dammi un giudizio, spaziosa. Francesco. No, con quei muri spugnati, insomma. Artistici, non direi. t'hanno convinto Artistici. tanto quello. No, va bene, no, ma Però- poi quella terrazza è Ma importante. quella terrazza col tuo Bella, cannocchiale, hai voglia di Ne scusa. prendo atto, bravo, Ecco. vedi il cannocchiale, vedo che mi può venire a trovare, non per mangiare, ma diamo un po' Ci un'occhiata mettiamo- al surrounding, insomma, comunque no, interessante. Interessante, Molto. questo La mettiamo devo agli dire atti, la molto. mettiamo agli La atti. mettiamo agli atti, avvocato. Perfetto. Interessante, assolutamente. Giusy, dove interveniamo? Visto che la vasca è stata collaudata, Ecco. quindi molti spazi ormai sono collaudati, allora abbiamo pensato di intervenire su una delle camere. Ok. Tra l'altro tra le camere c'era anche questa sorta di ripostiglio, quindi pensavamo anche di poter realizzare una camera con cabina armadio, Perfetto. che oggi è quasi sempre richiesta e fa Bella. piacere avere. Partiamo da quello che è lo stato di fatto, la pianta come potete vedere, quindi la distribuzione sempre molto schematica, rigorosa, con un grande corridoio. Ama i corridoi, Sì, il nostro certo. Francesco che parlava di quando era ragazzino. Questa è la pianta del progetto dove si vede infatti la cerchiata, la La zona camera, di intervento. la zona di intervento con inclusa la cabina armadio. La foto ci dimostra infatti questa camera con anche balcone, comunque luminosa, e qui queste pareti appunto pitturate così dovevano essere assolutamente un po' svecchiate e dare un altro colore. Questa è una vista che ci fa vedere proprio la reinterpretazione di quella che è la camera, è una prospettiva dove si vede anche l'accesso proprio alla camera con questo inserimento di colori un po' più soft, quindi dal cappuccino, comunque colori armoniosi e confortevoli. Sempre non manca quello spazio anche toilettina trucco, piuttosto che lo spazio anche dedicato, perché no, come dico sempre, al mondo femminile, quasi sempre richiesto. Questa è l'altra vista, la vista della testata del letto, della quinta, dove si utilizzano anche dei materiali molto naturali che sono il legno che dà sempre calore, quindi con questa tipologia di legno con intarsi, quindi fresati, le vetrate che danno anche la possibilità di avere questa trasparenza all'interno e far vedere anche un po' la cabina armadio. Quindi molto luminosa, in qualche modo cerco di sposare un po' quelli che sono i gusti un po' di tutti. Spero anche del tuo che ti sia piaciuta. Ti convince? Sì, assolutamente, mi convince adesso molto più di prima, così arredata con questo gusto, con questa idea della professionista. Metta gli atti. Diciamo sì. Avvocato, metta gli atti perché arriva invece la nostra seconda Benissimo, proposta, benissimo. che è quella blu, è quella di Orazio, che ci porta a Sant'Agata di Battiato. Grazie per la linea, amici di casa mia. Oggi vi porto nel comune più ricco del Mezzogiorno, che si trova proprio qui, a Catania. È uno dei tanti fiori all'occhiello del panorama etneo e siamo a 5 minuti da Catania, un paese da quasi 10.000 abitanti, e quel comune è Sant'Agata di Battiato. Una scelta perfetta ha bisogno di una casa perfetta, e questa quasi lo è, quasi, perché la perfezione non esiste. Proprio qua dietro andiamo a vedere adesso un appartamento di 190 metri quadri con tanto spazio esterno. Quella che sto per farvi vedere è una casa bellissima. Parliamo di un piano rialzato da 190 metri con giardino, garage, terrazzo, ingresso indipendente, e guardate questo salone. 5 anni fa la pianta della casa è stata totalmente rivoluzionata. Sono state abbattute delle pareti come questa ed è stato creato un unico ambiente fra il salone di 60 metri quadri e la cucina. A volte ti dimentichi che sia un appartamento, sembra quasi una villa, ma d'altronde
in quanti appartamenti puoi collocare una cucina con un'isola del genere? In una zona a giorno così bella poteva non avere un esterno di pari livello? Qui abbiamo una terrazza che si affaccia sulla corte esterna di proprietà della casa che ha l'ingresso indipendente. Non chiatemelo appartamento. Gli appartamenti hanno il posto auto. Qui abbiamo un'area parcheggio a disposizione con un garage che si affaccia su di esso. E dopo che ci siamo stancati in giardino andiamo a riposarci. Vi faccio vedere la zona notte. Mi dicono che non posso ripetere troppe volte l'aggettivo ampio, ma qui ogni dettaglio lo richiama. A cominciare da questo disimpegno con armadi a muro, continuando con le camere da letto e con una sorpresa finale. Le camere da letto sono 3, tutte matrimoniali, una addirittura con la cabina armadio. Inoltre abbiamo 2 bagni con 2 docce e una comoda lavanderia. E la sorpresa? Eccola! Per non farci mancare nulla, un altro terrazzo, questa volta a servizio delle camere da letto. Non mi sono dimenticato gli accessori. Elementi Zender, antifurto, videosorveglianza e per finire anche le tapparelle elettriche. Oggi abbiamo visto un appartamento al centro di Sant'Agata dei Battiati, 5 vani, 190 metri quadri, con più di 300 metri di spazio esterno, garage di 26 metri, totalmente ristrutturato, 3 camere da letto, un salone doppio, 2 bagni e una lavanderia. La richiesta? 380.000 euro. Da Orazio Chipinti è tutto, a voi la linea. Siamo un po' al calcio minuto per minuto, no? Da Orazio Chipinti è tutto, a te la linea. Grazie Orazio. E Francesco, tutto è meno che l'appartamento, questa è veramente una villa esterni, interni, grande. È enorme, c'ha mille possibilità. Assolutamente, poi quella cucina con quell'isola veramente Potresti abbastanza sbizzarrirti grande, tu funzionale. che ami cucina, non sai cucinare, ma ami nascondermi quando propongo le ricette. No, ma è davvero bella con quel salone, mi è piaciuta moltissimo. Poi va devo detto, dire, sì. Battiati sì, a 5 minuti da Catania se non c'è traffico, dicevamo qui. Esattamente. Però vabbè, Però siamo è sempre a un una passo zona da Catania. strategica. Certo, comunque, tra l'altro vicino. dicevi molto richiesta. Molto, come molto vedo. richiesta, sì, è una di quelle che viene sempre, diciamo, apprezzata, perché comunque sì, non è né tanto centrale, ma neanche tanto Hai distante. il vantaggio di essere a un passo dal centro, ma con le comodità di stare un po' fuori. Ti sei concentrata su un esterno? Questa volta sì, vedi, perché devo vediamo. dire che assolutamente gli interni sono già ben strutturati, anche rifiniti. Quello che manca qui è rivalutare un po' la zona esterna e quindi renderla a tutti gli effetti funzionale, quindi ricreare quel barbecue piuttosto che quella zona dove puoi stare sia con gli amici che anche viverla sempre, comunque tutto l'anno. Iniziamo dalla pianta dello stato di fatto perché ci piace far vedere proprio veramente qual è l'intervento, come riusciamo un attimino anche a cambiare quella che è l'aspetto della casa. Questa è la pianta dove si evidenzia la zona del terrazzo, che è quella cerchiata in rosso, ma possiamo apprezzare di più dalle foto. Questa è la foto dello stato di fatto. Tra l'altro questo balcone, se avete questo terrazzo, avete visto, si dà accesso anche dalla zona del garage e quindi dalle deposti auto, quindi si affaccia totalmente in quello che è anche lo spazio comune. Quindi io ritengo che era giusto qui creare anche un po' delle schermature, un vede non vedo, proprio per creare quella privacy di cui parlavo, visto che ci troviamo comunque in un condominio, per cui ecco, e questa è una delle foto, del rendering più che altro, del progetto, della proposta, che ci fa capire come possiamo assolutamente schermarci con questi brisoleil, inserimento del verde, con un tavolo da poter vivere assolutamente in tutti i momenti della giornata, e la zona a sinistra del barbecue dove appunto diventa a tutti gli effetti una cucina da esterno, quindi riqualificata, con le pareti anche che vengono trattate con dei materiali naturali, anche dei grassi porcellanati, effetto resina e pietra. C'è un lavabo anche lì. Assolutamente, quella è una cucina, assolutamente una cucina da esterno, da Tutte le vivere. comodità delle quali hai bisogno per cucinare. Esatto, perché oggi c'è sempre questa richiesta, questa propensione a vivere gli spazi esterni, sia che si tratti di una villa che anche di un appartamento, e questo è il valore aggiunto. Questa è la foto che vi dicevo, ci fa capire bene come appunto il terrazzo si affaccia direttamente nella zona comune, e quindi assolutamente andava anche un attimino schermato. E qui c'è un'altra prospettiva che si capisce che c'è questa comunicazione tra interno e esterno, tra la zona soggiorno cucina e la parte invece esterna,
con anche la cura del dettaglio piuttosto che dell'arredo da esterno, oltre che alla luce, che dico sempre è uno degli elementi assolutamente importanti. Qui il sole filtra, quindi luminosità, spaziosità. Mi sembra vincente questo, Bella, bellissima questo reinterpretazione. intervento di Giusy, assolutamente, perché la luce resta, però importantissimo schermare dalla parte, Anche un po' di privacy. comune. No, ma è necessario, quando sei sul terrazzo, in quella maniera, per come è stato pensato, lo puoi vivere Certo. A 360 gradi, sì, è una per giornata 365 giorni. di sole, che è anche una giornata magari Certo. non tanto soleggiata, però lo puoi vivere sempre. No, anche d'inverno a tutti gli Esattamente, effetti. anche perché Bellissimo. questi brisolelli danno la possibilità di essere anche totalmente chiusi laddove è possibile, anche con delle vetrate amovibili, quindi si può fare tanto. È come deve essere. Complimenti, bellissimo. Brava Giusy, io a questo punto aggiungo il carico. Io fibrillo. Ti Guarda, metto, non lo so, non sai ti vai come sta? preoccupare. No, come mi devo mettere? No, Sono un ti po' do un'altra la proposta. terza. Qua siamo in via Medea, è la proposta gialla, siamo a Catania e lui è Carmelo. Cari amici di casa mia, bentornati. Oggi vi do la definizione del termine investimento perfetto. Stiamo parlando di un appartamento enorme, solamente 233 metri quadri catastali, escluso le aree scoperte, posto al secondo piano, ascensorato, con terrazza sovrastante. Adesso continuiamo la visita e vi spiego perché è un vero e proprio investimento. Beh, intanto perché ci troviamo in una posizione davvero incredibile. Siamo infatti a 2 passi dal lungomare e da Aci Castello. E poi avete un solarium privato, tutto per voi. Una bellissima terrazza di 200 metri quadri dove poter realizzare un bellissimo giardino d'inverno. Ora però andiamo al sodo. Questo è uno di quegli immobili che non si trova tutti i giorni sul mercato. Infatti la prima cosa che avrete pensato sicuramente sarà stata: oh, guarda quanto spazio! Una volta varcato l'ingresso, ad accoglierci c'è questo meraviglioso salone triplo. Grazie al doppio ingresso, infatti, questo immobile può essere diviso in un 3 vani e un 4 vani. Il salone ve l'ho già mostrato, ma adesso andiamo a scoprire il resto della casa. Oltre alla cucina, la lavanderia e i 2 bagni di rappresentanza, l'immobile si compone di altri 5 vani. Attualmente 3 sono stati utilizzati come camere da letto, mentre uno come studio e un altro come salottino. E qui il nostro architetto avrà veramente un gran bel lavoro da fare, però io sono sicuro che come al solito tirerà fuori il coniglio dal cilindro. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, io sono l'invidia dei miei 2 colleghi. Sapete perché? Perché vi mostro solo case belle e per giunta, come questa volta, mi sono anche superato. Vi ho fatto vedere un appartamento di 233 metri quadri catastali, divisibile anche perché ha un doppio ingresso e pure 2 garage, con una terrazza enorme che è praticamente un solarium privato. Sì, è un po' da ristrutturare, ma il nostro architetto avrà la soluzione perfetta. E questo immobile, compresi i garage, ha un prezzo di 288.000 euro. Però io adesso vi lascio e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie Carmelo, sì, potrebbe essere questa la soluzione perfetta. Oh, quel solarium là sopra è bellissimo. Io Francesco. in qualche maniera non vorrei fare lo spoiler, ma propendo in qualche maniera. Propendi? Sono uno che propende in qualche maniera. Quel terrazzo già ti dà tutto, mentre nella casa precedente, che è bellissima, però c'è quella commistione invece qua tra bello, condomini. indipendente. Qui invece sei indipendente, puoi invitare anche Ruggero a prendersi il Sì, a sole, quel insomma, punto. Assolutamente, che te lo bellissimo. dica a fare, questo è il valore, Scusa, il valore ma invita assoluto, il valore l'architetto a aggiunto. prendere il sole, che inviti me a Ascolta, prendere il sole? tu vieni. Si è No, tolto no, anche non l'occhiale. mi permetto, per carità, ma insomma bellissimo veramente la casa. Non è che devo darlo ora il giudizio. No, ancora. Si è già capito dove che sto andando a Abbiamo parare. capito oppure che no? Spero propendi. di no, giusto? Abbiamo capito che propendi. Però ora Esatto. vediamo anche il. Carmelo brevissimo ci ha presentato un appartamento, devo dire, con un potenziale enorme. Qui ci sarebbe tanto da fare, da ristrutturare, ma ci siamo soffermati sempre su quello che diciamo è l'ambiente anche che ci dà un po' di benessere in più, che è il mondo del bagno. Il mondo del bagno.
il bagno, che ci richiede anche l'attenzione e la cura adatta per poterlo in qualche modo anche, perché no, vivere nei momenti in cui ci ritroviamo dopo giornate da stress. Dobbiamo rilassare un po', perché ormai il bagno è ritrovarci con noi diventato stessi. una zona dove spesso mi chiedono anche la cromoterapia piuttosto Mia che moglie quando mi mette in wellness. punizione mi chiude in bagno, io trascorro guarda giornate che- Non è punizione, non è punizione. Anche- lui va, sì, assolutamente. Ma con i bagni dell'architetto sarebbe un premio. Ovviamente. Esattamente. Vabbè, andiamo a vedere. Stato Questo di è fatto. lo stato di fatto. Abbiamo anche qui una casa a pianta quadrata dove c'è tanti ambienti, tante camere. E la pianta del progetto ci fa vedere Perfetto, dove interveniamo. esatto. E questa invece è la foto dello stato di fatto. Non mi piaceva l'idea di avere questa doccia subito all'ingresso piuttosto che questo lavabo un po' superato, la pavimentazione, i rivestimenti. Ecco, bisognava dare sicuramente Svecchiare una un po', svecchiata. facciamo passare questo tempo. Sì, dai, utilizzare dei sistemi che oggi sono tanti, anche nuovi e moderni. E qui si vede quello che è l'intervento, per cui queste sono delle piastrelle, anche un effetto marmo, quindi dei colori sempre caldi, luminosi, quindi anche opere su misura perché c'è un lavabo abbastanza grande realizzato sempre con queste finiture. La doccia è stata spostata alla fine dove c'è la finestra, quindi abbiamo potuto anche ricavare una doccia molto più grande con anche lo studio della luce, piuttosto che dei mobili che sono stati totalmente, come potete vedere nella zona del lavabo, inseriti all'interno di questi spazi nicchia che sono stati ricavati, perché spesso viene anche chiesto il piccolo spazio dove poter mettere degli oggetti, L'ottimizzazione degli proprio spazi, come? il mondo del bagno sembra che sia un mondo breve, ma effettivamente è molto è da un universo, curare, certo. è un universo, per cui spesso ti ritrovi con dei bagni che sono poco funzionali, dove non sai dove mettere le varie cose. Quindi qui c'è un bagno su misura assolutamente ricercato. Bello, Mi molto sembra- bello, mi convinto. sembra- assolutamente ti fa sì. propendere ancora di più. No, ora non dico niente perché già Non mi vuole spoilerare subito. però devo dire sì, un ottimo intervento, peraltro certamente questa casa è chiaro che dovrebbe essere svecchiata un po', il pavimento e quant'altro. Ma Anche il già- pavimento, qui l'inserimento Certo, del pavimento infatti. che poi sicuramente sarà inserito a tappeto Certo. su tutto l'immobile. Ci piacerebbe molto avere questa uniformità, quindi spazi totalmente che comunicano, per cui il pavimento è molto chiaro con questo colore che ti permette anche di dare più luce. Grazie Giusy. Francesco, ti do il tempo di riflettere, di mettere a posto le tue idee, non ci fermiamo soltanto per pochissimo, ma poi ritorniamo perché arriva il momento decisivo, quello della scelta perfetta di questa puntata di Casa Mia. Eh sì, per quale casa propenderà il nostro Francesco? Lo scopriamo tra pochissimo, ma ti Siamo aiuto curiosi. ancora perché ti do l'opportunità di rivedere tutto e quindi Beh, grazie, un grazie. recap Ne ho delle bisogno. nostre 3 proposte e poi finalmente Ne ho ci bisogno, dirai grazie. qual è la casa che vince. Panoramico, vista Etna, terrazza a livello, salone doppio, 2 camere da letto, bagno con vasca idromassaggio, camerino finestrato. E se tutto questo non vi ha ancora convinti che questa casa è la scelta perfetta, vediamo se avrete ancora dei dubbi se vi dico che la richiesta è di 99.000 euro. Oggi abbiamo visto un appartamento al centro di Sant'Agata dei Battiati, 5 vani, 190 metri quadri, con più di 300 metri di spazio esterno, garage di 26 metri, totalmente ristrutturato, 3 camere da letto, un salone doppio, 2 bagni e una lavanderia. La richiesta 380.000 euro. Vi ho fatto vedere un appartamento di 233 metri quadri catastali, divisibile anche perché ha un doppio ingresso e pure 2 garage, con una terrazza enorme che è praticamente un solarium privato. Sì, è un po' da ristrutturare, ma il nostro architetto avrà la soluzione perfetta e questo immobile, compresi i garage, ha un prezzo di 288.000 euro. Manca poco, anzi pochissimo, alla scelta perfetta di Francesco Turrisi, però prima vi do un consiglio, molto breve ma molto utile. La casa è il luogo dove ogni giorno prende forma il nostro modo di vivere, dove luce, comfort e bellezza diventano parte della nostra quotidianità.
Da oltre 40 anni CTA Tende trasforma gli spazi esterni in ambienti da vivere, con soluzioni su misura che uniscono tecnologia, design e funzionalità. Siamo specializzati nella produzione, personalizzazione e installazione di tende da sole, tende a pergola, bioclimatiche, soluzioni a rullo e zanzariere, progettate per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Ogni progetto nasce dall'ascolto perché ogni spazio è diverso e ogni cliente immagina un ambiente che parli di sé. E dove non arriva l'immaginazione, arriva il nostro ufficio tecnico, capace di trasformare un'idea in una soluzione concreta, elegante e funzionale. Le pergole bioclimatiche e le tende a pergola, modulabili e personalizzabili, permettono di vivere gli spazi all'aperto in ogni stagione, offrendo protezione, comfort e libertà. Le vetrate panoramiche creano continuità tra interno e esterno, ampliano gli ambienti e lasciano entrare tutta la luce che desideri. E per chi cerca una schermatura elegante, lineare e sempre attuale, la nostra nuova linea di tende da sole garantisce il massimo comfort, valorizzando ogni spazio con stile e design. Grazie ad una produzione all'avanguardia e a un'esperienza consolidata sul territorio, offriamo qualità, affidabilità e soluzioni che durano nel tempo. Dalla progettazione alla realizzazione, il nostro team ti accompagna passo dopo passo, aiutandoti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Perché non si tratta solo di proteggere dal sole, ma di vivere ogni momento, ogni spazio e ogni stagione. Raccontaci le tue esigenze e noi ti aiuteremo a realizzare l'ambiente che hai sempre immaginato. Vieni a trovarci nel nostro showroom ad Aci Sant'Antonio in via Fossallupo 2 o scopri i nostri rivenditori autorizzati in tutta la Sicilia. CTA Tende, la qualità e l'innovazione al tuo servizio. E sì, ormai arriva il momento decisivo, abbiamo le 3 proposte, le abbiamo viste, le abbiamo commentate, la bravissima Giusy Tomaselli ci ha dato l'opportunità anche di vederle reinterpretate e adesso, avvocato, tocca a lei, a facoltà di parola. ma le decisioni le prendo sempre con piacere, peraltro ho ponderato, devo dire così che... Ecco, prima insomma, propendeva, ora ponderato. No, io curiosi di propendevo, sapere. però poi chiaramente ho dovuto ponderare tutte le proposte e devo dire che l'intervento dell'architetto è stato sempre illuminante per tutte le varie 3 tipologie di appartamento, è sempre adatto l'intervento a seconda del tipo di appartamento, quindi questo è stato assolutamente positivo. Ho tentennato, Sì? ma devo dire che vince vediamo un po'. assolutamente per quanto mi riguarda, perché ha quel terrazzo che su più livelli si possono organizzare anche dei concerti, delle cose, un piccolo palco, quello di via Medea, devo dire. Carmelo ovviamente, insomma, non volevo... Carmelo, via Medea, proposta gialla, e ti ha convinto? Assolutamente sì, al 100%, e quindi io sposo la causa. Merita un appartamento veramente bello. Oh, bello ragazzi, Da siamo comunque ristrutturare, però. a Catania, Dai, centro a un'occhiatina Catania. prima, però Esattamente. insomma... Tante comodità, si Guarda che ristruttura e quindi meglio di così. Grazie Francesco, No, grazie infinite. grazie a voi, mi avete illuminato, veramente, sono contento di esserci stato e di aver visto questi 3 bellissimi appartamenti e vabbè, poi la scelta una doveva essere, che posso fare? Noi siamo contenti che tu sia soddisfatto e soprattutto che ci sia venuto a trovare. Giusy, grazie sempre. Grazie. Carmelo, ha vinto Carmelo. Si è vinto, Questa cioè, mani basse. puntata l'ha vinta Carmelo, però dico, la gara si riapre immediatamente con la prossima puntata di Casa Mia, la scelta perfetta, e quindi io che faccio? Resto qui, comodo, ad aspettarvi, sempre su Antenne Sicilia e Telecolor, la prossima volta.